Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sarà sepolto a Castelvetrano dopo l'autopsia Matteo Messina Denaro, morto nell'ospedale dell'Aquila durante la notte. Il boss era stato arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Non ci saranno funerali. Il sindaco di Castelvetrano: la nostra comunità ha iniziato da tempo un percorso di legalità. Qui non c'è più spazio per personaggi equivoci. Morta la donna di Pantelleria, data alle fiamme dal compagno. A scatenare la lite un saluto che la donna avrebbe rivolto ad un conoscente. Città spugne contro gli allagamenti. Gli studi dell'Università di Catania puntano al verde per evitare che le strade si trasformino in fiumi in piena. Bellini International Context, grande successo per i puritani, l'ultimo capolavoro del Cigno catanese, immense cornici semoventi al centro della scena per la regia di Chiara Muti. Calcio, prima sconfitta stagionale per il Messina, battuto 1-0 in Puglia dalla Virtus Francavilla, vigilia di campionato per il Palermo che domani sera sfiderà il Venezia fuori casa. L'infortunato Di Mariano non è stato convocato. Ospedale dell'Aquila blindato dopo la morte del boss Messina Denaro, che sarà seppellito probabilmente mercoledì dopo l'autopsia nel suo paese natale, Castelvetrano. Dopo la notizia della sua scomparsa sono spuntati sui social e su alcuni siti locali decine di messaggi di condoglianza alla famiglia, commenti che hanno fatto indignare altri utenti che scrivono: vergognatevi. Maglio Viola. Sarà seppellito nella cappella di famiglia a Castelvetrano il boss Matteo Messina Denaro, morto poco prima delle 2 della notte scorsa nell'ospedale dell'Aquila. La cerimonia sarà privata e molto breve. Si terrà direttamente nel cimitero di Castelvetrano, nella stessa cappella di famiglia, dove sarà posto accanto al padre Francesco, capomafia della provincia di Trapani alla fine degli anni '80, morto di infarto durante la latitanza. Per motivi di ordine pubblico e per esigenze investigative la questura di Trapani disporrà alcune misure anche per controllare chi parteciperà all'ultimo saluto. Vietati i funerali pubblici a prescindere dalle ultime volontà del boss, che aveva lasciato detto di non volere un funerale religioso. Le esequie però dovranno aspettare. La procura dell'Aquila, di concerto con quella di Palermo, ha infatti disposto l'autopsia sulla salma di Matteo Messina Denaro. Verrà eseguita nell'ospedale dell'Aquila. L'ospedale San Salvatore intanto è blindatissimo fin dalle ore immediatamente successive alla morte avvenuta nel cuore della notte. Il boss era stato ricoverato l'8 agosto per l'aggravarsi delle condizioni di salute a causa del tumore al colon. L'autorità giudiziaria, attraverso i carabinieri del ROS, sta gestendo insieme alle autorità sanitarie le procedure post mortem. In particolare off limits è lo spazio che si trova nel sotterraneo del laboratorio di anatomia patologica, dove verrà effettuata l'autopsia da un professionista esterno dell'Università di Chieti. In queste ore si sta lavorando a percorsi protetti per trasportare nel massimo riservo la salma del boss, che è rimasto sempre al 41 bis, il giorno dopo l'arresto avvenuto a Palermo. Per questa delicata operazione conclusiva sono state bonificate alcune zone della struttura sanitaria aquilana. Blindato sarà successivamente anche il trasferimento della salma per il ritorno in Sicilia e la sepoltura. Il boss porta con sé nella tomba i misteri non svelati della mafia stragista corleonese e tutti i segreti su un tesoro che avrebbe accumulato oltre i patrimoni già sequestrati ai suoi prestanome. Un tesoro al quale la procura di Palermo dà la caccia, sicura che c'è ancora tanto da trovare. Il sindaco di Castelvetrano commenta ai nostri microfoni la morte del boss stragista. La nostra comunità da anni, ci ha detto, ha cominciato un percorso contro la mafia, ma attenzione a certi personaggi. L'intervista è di Luca Ciliberti. A Castelvetrano oggi si respira aria nuova, è come se il paese si fosse liberato da un macigno che per decenni ha condizionato la vita e la reputazione di un'intera comunità. La morte di Messina Denaro è un epilogo, ma la fine della storia della mafia vorremmo averla scritta già da tempo, perché abbiamo iniziato un percorso di consapevolezza sana, cruda in questa città, con dei segni importanti, con l'intitolazione del secondo circolo a Giuseppe Di Matteo, con un poster gigante che abbiamo fatto davanti alla scuola a pochi passi dalle proprietà dei Messina Denaro. Vogliamo valorizzare quello che è importante nella nostra terra, valorizzare, a cominciare dai beni confiscati alla mafia, che in questo momento danno dei buoni risultati, sono una storia di successo e danno la cifra di un consenso largo, straordinario, civile e civico che c'è in questa città. A Castelvetrano però vivono ancora oggi i parenti di Matteo Messina Denaro. E ancora il paese
dove vivono parenti di Matteo Messina Denaro, però non hanno alcune attività di rilievo. Spero, diciamo, che possano intraprendere attraverso la loro discendenza strade diverse che li allontanino via via dalla mafia. Il sindaco infine mette in guardia tutti parlando di pericolosi annacamenti disdicevoli. Il territorio parla, è chiaro, diciamo, che qualche personaggino in giro che ancora vuol far credere di essere interno alla famiglia mafiosa o vuol far credere chissà che cosa c'è. Dico, a questi bisogna negare non solo il consenso, non bisogna prenderci manco un caffè al bar e sicuramente non bisogna farci affari. Questo è quello che volevo dire. La cattura di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio di quest'anno è frutto di un'indagine tradizionale condotta dal ROS dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo. Un'indagine che dimostra come anche dopo 30 anni di latitanza è possibile catturare un boss nonostante le tante coperture. Maglio Viola. 6 ergastoli, ma solo 9 mesi di carcere, molti dei quali trascorsi in ospedale. Matteo Messina Denaro alla fine è riuscito a restare libero per quasi tutta la vita. Condannato per aver avuto un ruolo anche nella strage di Capaci del 92 e nelle bombe di Roma, Firenze e Milano del 93, il boss è rimasto un fantasma per 30 anni. Alla sua cattura si è arrivati grazie a un'indagine tradizionale condotta dai carabinieri del ROS coordinati dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Un'indagine che dimostra come anche i boss latitanti, garantiti da 1000 coperture nel mondo delle professioni, possono essere catturati anche senza l'ausilio dei pentiti. 2 gli elementi che ne hanno consentito l'arresto: un pizzino nel quale la sorella accenna alla malattia che poi si scoprirà essere quel cancro al colon che adesso lo ha ucciso, e il ritrovamento di una chiave d'auto. Il pizzino viene intercettato dopo mesi e dopo aver trovato anche tanti altri messaggi non utili però alla sua cattura, ma quello finalmente dà un elemento: il boss deve curarsi, e lavorando sulle possibili strutture di cura oltre che sui patrimoni e sui favoreggiatori si stringe il cerchio fino ad arrivare anche ad una chiave. Si tratta della chiave elettronica di un'autovettura, un Alfa. Gli investigatori hanno l'intuizione, non la sequestrano ma la clonano, e lavorando sui codici della chiave risalgono all'auto e da quella agli spostamenti. È così che il 16 gennaio i carabinieri lo intercettano mentre sotto falso nome va a sottoporsi alla chemioterapia alla clinica La Maddalena. Lui arriva, intuisce e prova a scappare. Rischiano persino di perderlo mentre a piedi da solo si avvia verso il bar con l'intenzione poi di andare via. Ma intorno alla clinica è accerchiata e viene riconosciuto e fermato. La Vulgata sostiene che si è consegnato per farsi curare, ma lui i mezzi per ottenere le cure non mancano di certo. I suoi 9 mesi e 41 bis però passeranno per lo più proprio in ospedale. Stanotte si è chiusa un'era, ma non la lotta alla mafia né l'inchiesta su quella borghesia mafiosa che lo ha nascosto e protetto per tanto tempo. Voltiamo adesso pagina. È morta la donna di Pantelleria data alle fiamme dal compagno a scatenare la lite, finita poi in tragedia. Un saluto che la donna avrebbe rivolto poco prima ad un conoscente. Laura Spanò. È morta Annelisa Fontana, la donna di 48 anni di Pantelleria che nella notte tra venerdì e sabato scorso era stata data alle fiamme dal compagno, il palermitano Onofrio Bronzolino, 52 anni. Annelisa era ricoverata al civico di Palermo. Le fiamme, che avevano provocato ustioni sul 90% del corpo della donna, avevano investito anche l'uomo sul viso e un ginocchio. Annelisa Fontana era stata trasportata in soccorso e immediato il suo ricovero nel secondo reparto del centro grandi ustioni del civico. Le condizioni erano apparse subito gravissime. Alla paziente ieri era stata effettuata una broncoscopia che aveva evidenziato un aggravamento delle condizioni interne con una diminuzione dell'ossigeno, e per questo era stata posta in ventilazione assistita. I medici del reparto hanno fatto tutto il possibile, ma le ustioni di terzo grado che presentava la signora erano davvero gravissime. Pure Onofrio Bronzolino al momento è nello stesso ospedale, ma piantonato dai carabinieri perché in stato di fermo per tentato omicidio su disposizione della procura di Marsala che coordina le indagini. Le condizioni di Bronzolino, dice il professore Pirrello, il responsabile del centro grandi ustioni del civico, sono migliorate. Non ha subito danni irreversibili per la fiammata di ritorno al viso. Ha ancora le palpebre gonfie. Vedremo cosa accadrà appena il gonfiore diminuisce. Presenta ustioni di terzo grado ad un ginocchio, ma non è grave. A Palermo sabato mattina erano arrivati anche l'ex marito della donna e i 5 figli. Annalisa Fontana lavorava in un hotel dell'isola, era molto conosciuta. La relazione con Bronzolino andava avanti da circa 2 anni e
in tanti sapevano che era una relazione tossica, ma nonostante questo rimanevano insieme fino a venerdì sera, quando è scoppiata l'ennesima lite in un bar del centro di Pantelleria, poi continuata a casa e finita in tragedia. Per mercoledì alle 19 l'amministrazione comunale di Pantelleria ha organizzato una marcia silenziosa per dire no alla violenza contro le donne. Aveva accoltellato il nuovo compagno della moglie e si era dato alla fuga. Dopo 4 giorni gli agenti di polizia lo hanno trovato nel casolare di un amico in contrada Ramacca a Bagheria. Il 51enne è stato arrestato, aveva anche minacciato di morte l'ex moglie. La vittima, colpita nella parte bassa della schiena, è già stata dimessa. Cambiamo argomento. Con l'avvicinarsi dell'autunno si teme che le nostre strade si trasformino in fiumi in piena, come è accaduto già nel passato. I giardini della pioggia sono una delle soluzioni pensate dal Green Lab dell'Università di Catania. Eva Spampinato. Con l'avvicinarsi di ottobre e delle piogge, a Catania si teme di rivivere le scene del 2021, quando Vietnea venne letteralmente sommersa dalle acque piovane che scendevano e defluivano dai paesi pedemontani, come in un grande imbuto che faceva confluire l'acqua fino in Piazza Duomo, trasformata in un mare aperto. Sulla zona di Catania metropolitana abbiamo oltre il 40% della superficie che è completamente sigillata e urbanizzata. E quindi questo qua riduce la capacità dei suoli di assorbire l'acqua, e quindi quest'acqua viene restituita a valle. La natura arriva adesso in supporto delle città a mitigare il rischio idraulico per un territorio particolare come quello catanese. Arriva uno studio del Dipartimento di Agricoltura e Ambiente dell'Università di Catania. Il verde invece adesso è ripensato sempre di più in relazione anche ai cambiamenti climatici come una infrastruttura indispensabile per assorbire le acque piovane in ambito urbano. Importantissimo perché le fognature, così come le abbiamo sempre pensate, come sono state progettate e realizzate, non sono in grado di poter smaltire questi eventi di pioggia sempre più intensi. Il Green Lab mira a individuare strategie comuni per la gestione dei deflussi urbani e suburbani. Occorre integrare le infrastrutture classiche, come le fognature, con le infrastrutture verdi. Si sta pensando a livello internazionale ormai alle cosiddette città spugna o città permeabili, infrastrutture che sono anche infrastrutture semplici a essere realizzate, a essere pensate, che possono essere realizzate in ambito urbano e sono in grado di assorbire l'acqua piovana. Quest'acqua viene assorbita e poi viene riutilizzata. Si fanno delle grandi vasche di stoccaggio e poi queste vasche l'acqua in queste vasche viene utilizzata per l'irrigazione del verde, per il lavaggio delle strade, viene utilizzata anche per l'alimentazione di sciacquone nel bagno. E sulla circonvallazione di Catania presto sorgeranno dei rain garden, letteralmente dei giardini della pioggia, che ripenseranno il verde presente per assorbire l'acqua di deflusso stradale tramite zone più depresse dove questa entrerà. A Messina il dato sulle imprese è impietoso e fotografa una crisi senza precedenti. Francesco Triolo. 1768 imprese chiuse in provincia di Messina da aprile a giugno in soli 3 mesi, un dato devastante per l'economia, ed è quello di Messina, il comune dove la crisi ha colpito più duramente. Quasi la metà delle aziende che hanno chiuso in provincia sono del capoluogo, 710 imprese, 173 del settore commerciale, 95 dell'edilizia. I dati emergono dai tabulati dell'ufficio statistica della Camera di Commercio di Messina elaborati da Move Imprese. Il saldo per il commercio è a meno 152, hanno chiuso in 173 ed hanno aperto appena 21 nuove attività commerciali. Nel settore edile invece hanno chiuso in 45 ed hanno aperto soltanto 2 nuove attività. Il saldo è meno 43. Male anche le attività che riguardano alloggi e ristorazione, saldo a meno 36, un dato in netta controtendenza rispetto ad un anno fa, quando il saldo era positivo di 94 imprese. La Camera di Commercio ha avviato una serie di incontri anche di formazione per cercare di dare una mano alle attività, per consentire loro soprattutto di posizionarsi anche in altri mercati. Il rilancio passa assolutamente attraverso 2 elementi: innovazione, digitalizzazione e ovviamente internazionalizzazione. Sono questi 3 temi su cui la Camera di Commercio sviluppa una grande attività insieme alle altre istituzioni. Non possiamo far altro che promuovere gli strumenti che permettono alle imprese, anche quelle piccole, anche alle microimprese, di presentarsi sui mercati internazionali, di competere con tutto il mondo, sfruttando le capacità e gli elementi che fanno di questo territorio, ricordiamoci, un territorio estremamente ricco, con produzioni di eccellenze e con capacità reale di intraprendere.
Ad ogni dato negativo corrisponde inoltre anche un numero di addetti e di posti di lavoro persi, una situazione che preoccupa tanto che i sindacati hanno chiesto la convocazione di una conferenza di servizi che possa mettere insieme tutte le parti per lavorare in sinergia ad una soluzione. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Siamo agli spettacoli. Il Bellini International Context consegna grandi applausi per i puritani di Vincenzo Bellini per la regia di Chiara Muti. Si replica domani alle 17:30. Eva Spampinato. Sin dal suo debutto nel gennaio del 1835 al Teatro degli Italiani di Parigi, I Puritani di Vincenzo Bellini fu salutata come opera di immenso valore con enorme favore del pubblico e della critica. Lo stesso favore che il pubblico ha riservato alla messa in scena diretta da Chiara Muti per il Bellini International Context. Quello di Parigi sarebbe stato l'ultimo trionfo del cigno catanese, destinato, 33enne, ad una prematura fine nell'autunno dello stesso anno, il 1835. Il mio rapporto con Bellini nasce tanti anni fa, quando appunto avevo ancora 8-10 anni e potevo assistere alle rappresentazioni che mio padre diresse di Capuletti e Montecchi al Covent Garden. Il plot, ambientato sullo sfondo storico della cosiddetta prima rivoluzione inglese pilotata da Oliver Cromwell, è incentrato sul senso di giustizia e sulla fedeltà agli Stuart che determinano le azioni del nobile Arturo Talbot. I Puritani è un'opera ardua per un regista, perché è un'opera che dovrebbe in teoria parlare della rivoluzione inglese, dei puritani, della censura, quindi un'opera che non ha nulla a che vedere con l'amore, che invece diventa il fulcro dell'opera per Bellini, perché è l'amore di Elvira e Arturo che guida l'opera. Nella pièce di Chiara Muti gli attori sono sovrastati da immense cornici semoventi, poi bruciate come a voler cancellare storie ed eroi. E praticamente l'oggetto e il soggetto si invertissero in continuazione l'uno di fronte all'altro. L'azione precipita quando il suo apparente tradimento annienta di dolore la promessa sposa Elvira, personificazione tra le più intense delle pazze per amore di cui sono costellate le vie del melodramma. A salvarla, a salvare il suo amore, sarà la mediterranea musa bellinana, la cui celestiale bellezza neutralizza le nebbie gotiche. Ci fermiamo ancora per una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva. Prima sconfitta stagionale per il Messina, battuto 1-0 in Puglia dalla Virtus Francavilla. Decisiva nel primo tempo una rete dell'attaccante Gabriele Artistico. Sergio Colosi. Un insuperabile Francesco Forte nega il pareggio al Messina, che a Francavilla Fontana subisce la prima sconfitta in campionato dopo i pareggi contro Cerignola e Turris. Decisivo il portiere della Virtus, che mantiene l'imbattibilità di giornata e regala 3 punti alla sua squadra in una serata in cui la partita è stata sospesa 37 minuti per il blackout all'impianto di illuminazione della nuova Arredo Arena. Nel primo tempo buona partenza del Francavilla, sulle fasce di Marco e Biondi saltano come birilli Polito e Tropea. Gabriele Artistico si prende la scena e dopo 2 gol sfiorati con Fumagalli in versione riscatto segna la rete decisiva al minuto 21, facendosi trovare al posto giusto sull'assist dell'ex Biondi. Il vantaggio appaga i pugliesi e sveglia i giallorossi, inizia così un'altra gara. Forte ipnotizza i protagonisti della sfida contro la Turris, reattivo sul doppio tentativo di Plescia, poi graziato da Emmausso, ma darà il meglio di sé nella ripresa. In avvio infatti intervento spettacolare sul destro di Frisenna, prima della sospensione dell'incontro, che riparte dagli stessi protagonisti. Frisenna col piede naturale trova altre 2 volte un Forte insuperabile, che si ripete su Emmausso. Per batterlo al 23esimo ci vuole una sassata di sinistro di Cavallo, ma gol annullato per presunto fuorigioco di Plescia ad inizio azione. Ci sarebbe ancora tempo per recuperare, ma il Messina accusa la stanchezza e spinge con sempre minore convinzione fino alla conclusione.
Vigilia di campionato per il Palermo che domani sera sfiderà il Venezia fuori casa. Di Mariano è infortunato e non è stato convocato, un problema per Corini. Marco Cullà. In Laguna contro il Venezia il Palermo proverà a riemergere dopo essere affondato venerdì sera nel suo Barbera contro il Cosenza. Una sconfitta che ha riportato sulla terra i rosanero che venivano da un tris di vittorie consecutive. Domani si torna in campo nel turno infrasettimanale e la sfida del Penzo per quello che in questo momento, dice la classifica, sembra già uno scontro da Serie A. Per vincere c'è sempre bisogno, farlo contro una squadra forte come il Venezia lo sarebbe ancora di più, ci proviamo sempre, dunque non è che l'obiettivo di vincere perché dobbiamo fare un campionato protagonisti, lo sappiamo che vogliamo essere protagonisti, l'abbiamo sempre detto, abbiamo una grande ambizione, la società mi ha chiesto di stare sempre tra il quarto e il quinto posto e noi ci lavoriamo sempre, ogni partita è un obiettivo, è una grandissima squadra, il Venezia, e dunque sappiamo e vogliamo fare una grande prestazione. Si è fermato anche Di Mariano dopo Buttano e Valente, 3 indisponibili quindi per Corini che sicuramente cambierà qualcos'altro in formazione. In porta è confermato Pigliacelli, mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta ancora da Lucioni e Ceccaroni. A destra c'è Matteo, mentre sulla sinistra potrebbe trovare spazio dal primo minuto Lund. A centrocampo Segre è uno dei rosanero che sta meglio dal punto di vista fisico e dovrebbe giocare titolare. Poi dovrebbe esserci spazio per Gomez come mezzala destra. Stulac va verso la conferma. In avanti out Di Mariano, ma c'è Insigne, quindi Brunori e Di Francesco. Domani sera al Penzo circa 500 tifosi rosanero. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.